Buongiorno cari amici, benvenuti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi volevo introdurre un argomento molto importante che io ritengo assolutamente di estrema utilità e fondamentale nel percorso di chiunque, insomma, decida di crescere spiritualmente e di approfondire appunto tutto quello che sono le competenze magiche, diciamo così, dell'essere umano. Ed è appunto gli arcani maggiori, quello di cui vi parlerò oggi, perché loro, questi meravigliosi arcani, rappresentano un condensato di tutto il sapere che i maestri hanno rappresentato e raccolto in forma di immagine. In ciascuna figura possono essere rilevate tracce di una conoscenza millenaria che raccoglie, sintetizza gli insegnamenti della Cabala, dell'astrologia, dell'alchimia e del percorso iniziatico completo, vero e proprio, a partire da zero, e messi appunto in un ordine che è l'ordine stabilito dai maestri, ci indicano insomma qual è il percorso a partire da zero fino al raggiungimento del maggiore grado di perfezionamento. Infatti ognuna delle lame raffigura uno dei passaggi, cioè in ciascuna lama vi è raffigurato un passaggio chiave che l'iniziato deve attraversare e durante questo sentiero di correzione, che è un sentiero che può richiedere vite e vite affinché si compia del tutto. Non è infatti detto che chi comincia sia poi in grado di portare a termine la correzione al massimo grado. Anzi, è probabile comunque eh, che, anzi, non è che è probabile, è certo che chiunque inizi il percorso non lo ha iniziato adesso, in questa vita, piuttosto il percorso, si voglia consapevolmente o inconsapevolmente, viene già stabilito dalla vita stessa, dal nostro progetto, che sia un progetto animico, che è una somma, diciamo così, dei debiti o dei crediti karmici che noi accumuliamo vita dopo vita. E quello che è certo è che anche se non ricordiamo assolutamente nulla di quello che è stato compiuto a livello di crescita spirituale nelle vite precedenti, di fatto noi riprendiamo vita dopo vita esattamente dal punto in cui ci eravamo fermati. Pertanto, proprio in questa logica, noi sappiamo che è un percorso a crescere, comunque sempre, anche se tante volte non ne siamo consapevoli o anche se non sembra possibile. Ad ogni modo, gli arcani, nella loro raffigurazione, appunto, ci aiutano a capire un po' quali sono i passaggi che dobbiamo affrontare. Non solo, è possibile, attraverso la lettura degli arcani, anche comprendere un po' quali sono i punti che dobbiamo rafforzare, qual è il nostro livello e il grado spirituale e qual è appunto il passaggio che dobbiamo affrontare successivamente. A questo punto va anche detto che gli arcani, utilizzati sia per la divinazione che per la comprensione, insomma, del nostro livello di evoluzione spirituale, ci parlano per il tramite di un linguaggio archetipale, e cioè che riescono a parlare al nostro inconscio attraverso una simbologia che l'inconscio conosce benissimo proprio perché è parte del suo bagaglio animico e risale insomma alla nascita stessa dell'essere umano. E questi simboli raccolti nelle lame sono in grado di andare a stimolare non solo nuove comprensioni dentro di noi, ma anche ad aprire dei veri e propri nuovi varchi della conoscenza in noi. Dunque, per il tramite della meditazione sulle simbologie, per il tramite di alcune esercitazioni che possono essere compiute grazie all'utilizzo degli arcani, noi andiamo a
evolvere, ma anche a comprendere quali sono alcuni degli aspetti ancora da rettificare, da bilanciare o da rafforzare. Parlo sempre di aspetti di natura caratteriale egoica, perché questo è quello che noi facciamo nel percorso di crescita. Noi addestriamo e domiamo l'ego. Inutile dire che, come ho sentito in alcuni punti, cioè che dobbiamo assolutamente far morire l'ego non può morire, l'ego deve servire una causa più alta, perciò deve essere educato a conoscere e servire quello che è il vero maestro, cioè il nostro sé più alto. E dunque, appunto, gli va insegnato a collaborare nel modo migliore. Per collaborare va portato in equilibrio per forza. Dunque, oltre appunto a dirvi questo, vi faccio presente che anticamente l'iniziando, eh, nel momento in cui si apprestava a ricevere la sua iniziazione entrando nel tempio, passava attraverso un lungo corridoio alle cui pareti erano appese appunto le immagini degli arcani, proprio a simboleggiare che era un cammino necessario e che insomma era una forma di preparazione inconscia perché l'iniziando comprendesse insomma un po' cos'era che lo aspettava di lì in avanti. Affronteremo dunque insieme lo studio di questi meravigliosi strumenti che presto comunque potrete gustare anche attraverso un approfondimento scritto, cioè con l'ebook Magia degli Arcani Maggiori, che sarà comunque disponibile online prossimamente. Per il momento io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e faremo in futuro dei piccoli assaggi su ogni singola lama proprio perché è importantissimo conoscere questi strumenti e utilizzarli al meglio. Vi ringrazio ancora per la partecipazione e un saluto alla prossima da parte della vostra Hildegard.